3 immagini del celeberrimo mosaico del Palazzo Imperiale di Costantinopoli del VI secolo, in cui c'è un carovaniere che tira un dromedario, sopra il dromedario ci sono 2 ragazzi, uno dei quali porta un pappagallo. E poi c'è un particolare, l'ho studiato de visu, quindi posso dire, della scimmia che porta sulla sua cesta un pappagallo, senza saperlo, senza averlo visto o solo per deduzione, fino almeno oltre Tiepolo, l'accoppiata scimmia-pappagallo è un topos delle rappresentazioni. Perché? Perché il pappagallo imita la voce degli uomini, la scimmia imita i gesti, quindi si compenetrano a vicenda e fanno un finto uomo completo senza però riuscirci. Allora, la prima testimonianza in ambito occidentale, quindi della nostra civiltà, sul pappagallo sicura è una favola di Esopo. Esopo scrive: un uomo, avendo comprato al mercato un pappagallo, lo lasciò abitare nella sua casa. La favola leggetevela, e poi il pappagallo prende in giro la gallina, il cane eccetera con la sua voce e insomma non è molto gradito. Ecco, tutto qua. Qui vi mostro una delle edizioni, tra le primissime cose che furono stampate a Venezia furono ovviamente le favole di Esopo. Lo capite? Erano molto facili, molto popolari, e probabilmente anche il nostro Francesco da Milano tra le sue letture l'avrà messo dentro. A Pompei, essendo naufragata quasi tutta la pittura antica, sono rimaste alcune cose. Allora, una è un pappagallo con la ciliegia, con le 2 ciliegie, l'altro è questo completamente vanido, ma capite che la pittura faceva a gara, perché era forse uno degli esseri volanti, ma anche non volanti, che offriva la maggiore soddisfazione dal punto di vista cromatico, perché è squillante. È questo pappagallo di cui abbiamo l'incisione, quando era molto meglio conservata, nell'epoca un libro che possedeva tra l'altro anche Canova, con questo misterioso e buffissimo carro in cui la locusta sta guidando il cocchio un pappagallo e di cui il significato recondito ancora in parte ci sfugge. E quindi quello che noi notiamo però da quello che resta è un fatto fondamentale, come leggete, che il Psittacus, come lo chiamavano, è soprattutto verde, quindi non è quello di Treviso, è un'altra cosa. E adesso analizziamo, andiamo avanti. Allora, in Roma antica il pappagallo aveva un grande successo dal punto di vista figurativo, ma ne aveva uno anche dal punto di vista letterario, sia scientifico che poetico. Allora, Plinio il Vecchio ci dà delle cose fondamentali. Lui insomma, è un uomo romano che con poche parole dice tutto. Imita la voce degli uomini, riesce a conversare e proviene dall'India. Tutto giusto. Eliano, un po' dopo, il grande consulente di Giulia Domna all'epoca di Settimio Severo, dice di più, dice che in India è un animale regale perché è raro, ma è attorno al trono, imita, prende in giro le persone, imita la favella dell'uomo, e vedete che vi ho scritto tutto questo perché quando la conferenza sarà in rete potete riascoltarvela. Io non sto lì a leggere tutte le pagine che ho scritto, ma le lascio alla vostra meditazione. In più credo che tramite WeTransfer eccetera, ovviamente non con la mia voce però, ma queste diapositive le potete vedere e rigustare. E qui ho scelto un'immagine proprio per dimostrare cos'era una corte d'Oriente, che cos'era un sultano. Ecco il pappagallo che è rigorosamente verde, perché tutti i pappagalli, non tutti, ma i pappagalli asiatici sono soprattutto verdi. Ecco qua, ossessione Psittacus. Il pappagallo è un animale talmente curioso, talmente raro, talmente costoso, col suo verde con un nastrino rosso che vedete, ne aggiungono un altro, vedete, col collarino rosso, che diventa un motivo soprattutto nei mosaici. Proprio questo è un motivo, diventa proprio come
un fatto decorativo e dove si casca sempre sul pappagallo. Qui vedete c'è un pavone, c'è anche un pollo sultano che era molto famoso, che era iridescente, quindi adesso è estinto, e eccolo qua, e il pappagallo al centro. È lui che comanda sopra un cantaros, dove si beve, dove lui beve, perché adesso vediamo appunto qual è la cosa importante. Ancora un cantaros, un celeberrimo mosaico del Museo Nazionale Romano, in cui ce n'è uno di verde, ce n'è uno di policromo e c'è sempre in mezzo la tortora. E questa è la nostra disperazione, perché alcune fonti in contrasto con altre dicono che il pappagallo talvolta è amico e talvolta è nemico della tortora. E questo è un problema che mi trascino da anni, ma non riesco a trovarlo finché un bel giorno troverò la fonte e risolverò il problema. Ecco un altro in cui insieme con i tordi, con altri uccelli, eccetera, e eccolo qua, è il pappagallo in primo piano, che si nota soprattutto per il suo becco, ma qua effettivamente questo mosaico è perfetto, proprio sembra un geroglifico, un emblema, chiamatelo come volete. Ancora esempi, ce ne sono tantissimi, sempre con questa tendenza che dà al verde. Ovvio che poi anche i pappagalli in cattività con l'andare degli anni modificano un attimo la loro livrea, come si dice, diventano, ecco qua sono chiaramente verdi, in altri posti magari sono più cangianti e avanti di questo passo. Ecco di nuovo un fatto importante, il pappagallo con la tortola, il pappagallo che beccuzza perché mangia, avendo il becco grosso, è granivoro, raramente insettivoro. Ecco, bisogna tenere presente questo che è molto importante. Questa l'ho fatta io, è nella Villa dei Misteri, eccolo qua, un pappagallo che affronta la tortola. In certi casi è associato alla faraona. Tenete ben presente questo, perché io sto studiando adesso molto i canali sotterranei della videform, come la chiamava Faucillon. Ecco, ancora altri esempi, ecco qua quei polli sultani, quelli erano ricercatissimi, perché oltre che essere, come sapete, dei fasani molto squillanti, erano anche squisiti da mangiare. Il pappagallo no, il pappagallo non si mangiava. Il pappagallo quando moriva, e lo vediamo subito, il pappagallo si seppelliva. Ecco, e andiamo avanti. Orfeo, quando incanta gli animali con la cetra, non può non fare i conti con il pappagallo. Eccolo qua, il mosaico l'ho studiato a Porto Torres de Visu e quindi è sicuramente un pappagallo, credetemi. Un pezzo stupendo che invece è a Jam e non ho visto è questo Orfeo che incanta gli animali, perché mi sono accorto che i 4 animali, 4 volatili solo, che è rarissimo, rappresentano le 4 stagioni. Quindi Orfeo non incanta solo gli animali, ma anche incanta il tempo ai quali appartengono. Primavera, estate, le gru che mangiano le bisce, autunno, l'oca, perché è l'equivalente del maiale, che alla fine dell'anno è bella grassa, e inverno, ovviamente, il corvo, quello che gridava a Sant'Agostino, cras, 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 domani, 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 e ricordava nel gelo del peccato l'arrivo del futuro. Ecco qui. Allora, Ovidio è quello, sempre lui, l'indispensabile Ovidio, è quello che ha dedicato dei centi migliori al pappagallo, perché a un certo momento il pappagallo della sua amata Corinna, che forse gli aveva regalato lui, viene a morte. Allora dice: uccello imitatore proveniente dalle Indie d'Oriente, dono della parte del mondo più lontano, tutte cose che sapevamo, il dono di una voce capace di mutare il proprio suono, immagine stessa della voce umana. E poi non c'è mai stato sulla terra uccello capace di imitare meglio la voce, tanto bene ripeteva col suo rauco verso le parole. Per amore di parlare non poteva dare alla bocca tempo bastante per rivogliare molti cibi. Cioè era un chiacchierone loquace che faceva anche addirittura. Nelle vignette
si chiamano così, che avete al lato sinistro, ci sono ancora varie testimonianze di mosaici con la didascalia per dirvi la quantità di presenze che ha questo uccello, che qua insomma sembrerebbe a Treviso ce ne solo uno, ed è questo, forse ce ne sarà magari anche qualche altro, ma speriamo di trovarli. Ecco, morendo la sua lingua gridò: Corinna, a te va il mio saluto. Quindi capite che è Ovidio che si identifica col pappagallo. Una bocca capace di parlare più di ogni altro uccello ho avuto, dice quando giunge nell'aldilà, perché il pappagallo non cessa di parlare neanche quando, come lo vedremo subito, va a finire nei campi elisi degli uccelli. Gli uccelli hanno un paradiso speciale nel quale il pappagallo è sul Cantaros, come qua, ecco, nel quale poi zampilla l'acqua, perché siamo arrivati a due punti fondamentali. Il pappagallo, una bocca capace di parlare più di ogni altro uccello, ma il verso latino dice più propriamente: ora fuere mi plus ave docta loqui, cioè la parola ave, cioè la parola nella quale il pappagallo eccelle è ave, e adesso vedremo. Un'altra cosa, il liquido che ne scacciava la sete era acqua pura, e quindi ho scelto proprio un'immagine, guardate che qui c'è un lavoro di anni, sapete, ecco, è lo zampillo dell'acqua. Quindi i due perni su cui noi opereremo sono appunto questi: la parola ave e l'acqua pura. Ecco. Una volta morto poteva accedere al privilegiato bosco di Licci del Colle Liso, ricoperto d'erba perenne e sempreverde, dedicato agli uccelli buoni, ma dal quale i volatili impuri sono tenuti lontani, e sono per esempio il corvo, il falco, eccetera, tra le cui fronde scure il pappagallo ormai defunto può chiamare gli uccelli buoni e ascoltare le sue buone parole. Psittacus sempre volucres, e qui c'è il testo latino per fidarvi che l'abbiamo tradotto bene. E qui c'è una cosa importante: è il mio poeta preferito dell'antichità, che è Persio, perché Persio nella sua sticomitia, perché ha scritto, si è salvato, insomma, poi è morto giovanissimo, dice una cosa importante: non dice chi suggerì al pappagallo quel suo salve e insegnò alla gazza a tentare le nostre parole, perché la gazza è un uccello cattivo che stoppia le parole, anche il tordo. Ma nel testo latino non c'è la parola ave, ma c'è quella corrispondente greca, che è onomatopeica al massimo. Cioè sembra che i pappagalli che sono arrivati dalla Grecia, che sono quelli di Esopo, dicessero chaire, che è la parola grazia, ha un buonissimo augurio. Le cariti sono le tre grazie, quindi dire chaire è il saluto più importante, lo usiamo ancora perché la parola eucaristia è il miglior dono, la miglior grazia che possiamo avere. Questi pappagalli, proprio in virtù della prerogativa che li distingue, venivano addestrati e portati dalla classe media, ma anche dal popolo, a quel momento fondamentale nella politica e nella ritualità romana, che è i trionfi, e venivano ammaestrati a gridare al passaggio dei generali e degli imperatori: o caire, 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 oppure ave, ave, ave. Era tutta una gran sagra, come il carnevale di Viareggio, che proprio dai trionfi direttamente deriva. Allora, Stazio nelle selve, che è stato scoperto da poco, e quindi siamo sicurissimi, è stato scoperto veramente nel 400 da Buondelmonti, quindi potrebbe nella traduzione anche il nostro Francesco da Milano averlo letto. Qui lui dedica una delle sue selve al pappagallo del suo carissimo amico Atelium Meliore. Questo pappagallo, poveretto anche quello, come tutti, era morto. O pappagallo, principe degli uccelli, loquace delizia del tuo padrone, o pappagallo solerte, imitatore della parola umana, chi mai ha reciso la tua voce con una morte improvvisa?
sti anche e ripetesti parole che avevi appreso tu così canoro, sei ora negli eterni silenzi delle terre. Era colui, dice, che salutava i re e pronunciava il nome dei Cesari. Poi alla fine, che chiude tutto o apre tutto, è Sant'Isidoro di Siviglia, il grande vescovo goto di Siviglia dell'inizio del VII secolo, il quale nella sua enciclopedia Origini fa una bella scheda, diciamo, no? E dice: il Psitacus nasce sulle coste dell'India, è di colore verde e collare purpureo ed è dotato di una lingua più grande e ampia di un altro uccello, con la quale è in grado di articolare parole in modo tale che, se non lo vedi, crederesti che a parlare sia un essere umano. È proprio la casistica anche dei film, di tutti i film comici, entrano, sentono una voce, credono che sia una persona, invece il pappagallo saluta spontaneamente dicendo ave o chaire. Tutti gli altri nomi li apprende se è ammaestrato, donde i celebri versi di Marziale: come un pappagallo apprenderò da voi i nomi degli altri, da solo ho imparato a dire ave Cesare. Marziale è una stoccata per dire: siete degli ebiti, fate parlare gli uccelli al posto vostro e tanto ripetete tutto come un pappagallo. Ecco. Psittacus. Allora, la provenienza favolosa dalle Indie lo fa un animale exoticus. La parola viene usata soltanto nel Tromachia Polifili per dire uno che viene da fuori. Quindi è un animale esotico. Abbiamo visto, ha la proprietà di imitare la voce, la facoltà di dire caris, è caris, grazia, bellezza, beneficenza, allegrezza, rallegrati, ave. Il liquido che ne scacciava la sete era l'acqua pura. Il piumaggio verde e il collarino purpureo sono la sua destinazione. E questo lo dedico agli amici di Federpiazza, che con noi siamo andati a vedere insieme in ottobre il codice purpureo, che quando c'è stato anche una concione ho visto la fotografia, oddio quanto sono pappagallini, e difatti sono perrocchetti dal collare, quelli che abbiamo visto, verdi, sapete, è alterato, insomma è uno dei documenti scritti superstiti più antichi che ci siano, del 550, quella visita memorabile che abbiamo avuto, è perché è alla fondazione dell'Eucaristia per gridare Chaire, perché l'Eucaristia è la miglior grazia, e loro soprattutto gridano questo al nuovo e vero Cesare, che è Gesù Cristo. Quindi è assolutamente proprio che la civiltà post-classica e cristiana si sia appropriata della figura, tra virgolette, del pappagallo. Eccolo qua che giunge con le navi d'Oriente, magnifico verde col collarino, in un'edizione dell'Eneide o in questo stupendo mosaico di Ravenna, dove lo vedete nel Medioevo. Il pappagallo ha proprio all'inizio del XII secolo una reviviscenza assolutamente nuova, tant'è vero che non verrà più chiamato Psittacus. E qui vedete questo valetto, l'abbandono dell'appellativo greco-latino Psittacus a favore di quello moderno di pappagallo, derivato da babagà, sovrapposizione paraetimologica con gallo, perché la parola araba era appunto papagas, e allora è un falso, è un nome falso, perché dovremmo chiamarlo Psittaco come facciamo, o Pittaco. Comunque è così. Io ho messo un'immagine araba, perché l'origine della parola è araba. D'altra parte, sulla soglia di Gerusalemme c'erano gli arabi, i quali erano i mediatori, come avete visto a Costantinopoli, del pappagallo. Quindi assimilarlo a come lo chiamavano loro, vuoi un pappagallo, dicevano così, è chiaro. E quindi il nome arabo è finito per prevalere su tutti gli altri, e adesso anche noi lo chiamiamo. Da quel punto lì, con questo bagaglio di diciamo così, distinzione del piumaggio, di mistero dell'origine, il pappagallo diventa un emblema del
dei regnanti, perché è colui che meglio, persino più degli uomini, li sa onorare. Allora, dei primissimi esempi sono proprio in un tessuto proveniente dall'ergasterio di Federico II di Palermo, che fu regalato probabilmente per le nozze di Selvaggia, figlia del nostro Ezzelino da Romano, e che è finito nella cappella della Santa Croce di Santa Corona. Lo vedete qui con 2 pappagalli stupendi in filo d'oro nel grande piviale, ma ci sono anche in un trono federiciano, eccolo qua, vedete, la parte superiore che fa da corona è tutto di pappagalli affrontati. Perché affrontati? Un po' perché è un tic araldico e un po' perché così ti danno l'idea della conversazione, cioè un modo attraverso la figura che non ha parola di farti capire che là c'è parola, cioè c'è voce. Ed ecco, regalo a voi, non occorre che andiate lontano, andate a vedere lo stupendo lacerto di Chabitot che c'è qui al Museo Diocesano, che era nella tomba di San Parisio, morto nel 1297, dove ci sono questi stupendi pappagalli affrontati. Che cos'era questo indumento? Come quello che abbiamo visto prima, era un piviale, il grande manto che veniva usato quando si spostavano le sacre specie di Dio Re sottospecie di Gesù Cristo e si indossava il piviale con i pappagalli. E voi direte, insomma, una bella profanità, niente vero, è la massima della sacralità, perché addirittura il piviale è la pianeta di Papa Bonifacio VIII, che si trova a Anagni, perché sia imperatori che papi ambivano ad avere l'emblema del pappagallo, perché è un modo silenzioso perché ti dica ave, chaire, perché tu sei la persona più importante che ci sia. Ecco 2 particolari, vedete, tra i grifi e i leoni ci sono i pappagalli affrontati. E perché? Mi pare che adesso arriviamo, leggiamo il breviario toscano, il quale dice che il pappagallo ripete sotto pressopoco le stesse robe, che però lui è l'animale più puro, più pulito, più netto, anche noi diciamo eseneto, quindi netto che ci sia, perché ha orrore dell'acqua piovana. Io oggi ho detto stamattina, quando abbiamo suscitato la pioggia, il pappagallo mi vola via dal computer e non lo prendo più, perché ha il terrore dell'acqua piovana. Nella moralizzazione della sua natura viene instaurata l'analogia, la similitudine, tra il volatile più pulito che esista e la nettezza, come dicono, di Gesù Cristo, nato senza peccato e senza corruzione carnale, immune da ogni colpa, unico fra tutti gli altri uomini che invece sono lordi. E anche Cristo, come il pappagallo, teme la pioggia, per quello si mette il piviale dei pappagalli laddove si può, a Vicenza come a Treviso, che anche a Treviso, e qui è facile arrivare. Perché il piviale si chiama così? Perché è il pluviale, cioè l'ombrello da spalle e da cappuccio che si usava per evitare, perché erano dentro in chiesa, facevano anche qualche processione, ma per evitare la pioggia analogica che è il simbolo della lordura del peccato, e custodire quindi tramite la potenza apotropaica del pappagallo le specie eucaristiche che sono dell'uomo, Dio, più netto che ci sia. E così anche il libellus della natura animalium ci specifica che il pappagallo vuole sempre fare il suo nido nelle parti d'Oriente per il fatto che lì non piove. E quindi sia lui che le sue uova che i suoi piccoletti non prendono la lordura della pioggia. Così il nido e lui stesso non possono essere deturpati. Il cristiano deve fare il suo nido nelle parti dolente, per quello andava in pellegrinaggio alla Terra Santa, cioè deve fondare la sua casa non rovinosa nei cieli. Secondo l'ammonimento di Boezio, ricordati di fondare la tua casa nel Signore
umile roccia. Tenete presente questa parola, umile roccia. Pierre de Beauvais specifica che il variopinto volaticde sopporterebbe la pioggia, non sopporterebbe la pioggia perché il saculor mult enlaidist, cioè si rende laida molto, questo è il provenzale anche un po' distorto, ma insomma se no smariva, insomma, per dirla, stando alla pioggia perdeva il suo colore. E così Alberto Magno specifica e dice: però ricordatevi che lui l'acqua pura la beve, aquam pluvia non sustinet, sed alias aquat ibit et sustinet. Lo sa il grande Benozzo Mozzoli, che all'arrivo dei magi nella cappella famosa di Palazzo Medici mette nell'acqua che si abbevera, come abbiamo visto quell'altro che si abbeverava sulle fontanelle, cerca fonti di acqua pura non per netarsi che non ne ha bisogno, ma per mundare e netare le acque medesime, come portatore soggetto agente di pulizia, come faceva il dio Corno, che piantava il corno e rendeva vergine e pura l'acqua. Quindi è anche un desidralinatore, un decantatore di acqua. A livello di moralità c'è la possibilità di stabilire le seguenti equivalenze: pulizia dell'animale uguale condizione di purezza dell'uomo, pioggia uguale peccato. Oggi noi siamo proprio nei peccati più grossi. Eccolo qua e vediamolo. Purtroppo la diapositiva è così, ma insomma lo vedete, è chiarissimo, c'è. E qui a un certo punto fondamentale, questo siamo sicuri al 90% che anche Francesco da Milano l'abbia letto, perché era un testo diffusissimo che di Bernardino da Novara, probabilmente erano tutte e due da quelle parti del nostro Occidente, Vito della nostra donna. E qui viene un fatto fondamentale. Camminando per questo mondo e facendo reverenza a Gesù Cristo e alla Madre, tutti gli uccelli che passavano, in fra gli altri passò una generazione di uccelli chiamati Spuotrix, una specie di deformazione di Psittacos, diti pappagalli di colore virdi, e dicesi che hanno la proprietà di virtute che egli, se scontrassero con alcuno re e che fosse per essere re, egli con voce umana lo salutavano dicendo: Dio te salvi re. Ma insieme con Gesù c'è anche la Madonna. Allora, il saluto che viene dato ai monarchi e ai papi si estende a Maria. Perché? Perché ave è una parola che troviamo subito. Un pappagallo salutò Carlo Magno con l'ave prima ancora che Carlo Magno diventasse imperatore, il che fu preso per un presagio in cui la natura partecipava alla glorificazione di Carlo Magno. Lo stesso accadde per un papa al quale profetizzò Mary Pop Leo, era il Papa Leone, e il quale anche là un pappagallo gli gridò ave prima ancora che diventasse papa. Ecco qua nel Medioevo come veniva tanto rappresentato, sempre, guardate qua, questo manoscritto è proprio perfetto, questo è divino, questo manoscritto, con il pappagallo verde sempre col suo collarino rosso, che dà già l'idea di sottomissione, perché è come una specie di guinzaglietto fornitogli non dagli uomini ma dalla natura. La prodigiosa capacità del pappagallo di dire ave viene messa in relazione con il saluto angelico, annuncio della non meno prodigiosa concezione della Vergine. Infatti ave dovrebbe tradursi, e lo fanno adesso, con la parola rallegrati Maria, perché ave è bene augurante proprio per questo, perché vuol dire rallegrati. Ma nel Medioevo erano abilissimi, dopo Isidoro da Siviglia, a fare questi giochetti, ma si accorsero che letta all'incontrario, ave è Eva. Eva è la madre del peccato, come Maria è la madre della salvezza. Quindi è vero che la parola pappagallo purifica l'acqua e diventi puro. Capite? Gli arzigogoli, ecco qui un'immagine di Francesco d'Arezza, e cominciamo adesso un po' una carrellata, così anche prendo un po' di fiato. Cominciamo con un colpo strepitoso.
Yamanaika, la Madonna del canonico Van der Pale. Che cos'ha il bambino in braccio? Vediamolo meglio. Uno stupendo parrocchetto dal collare, bello verde, che grida ai fiori di Maria e al bambino: ave, 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 caire, caire, caire. E il santo più adatto a essere glorificato o avere come emblema e protettore il pappagallo è ovviamente San Geronimo, che lasciò la porpora, andò a Gerusalemme, nel deserto o nello studio. In questo caso Mantegna, stupendo, è uno studio di roccia. Mantegna è l'erede delle rocce, della pittura delle rocce, e quindi lo mette lì. E vedete che qui invece Jacopo Bellini, il fratello Giovanni Bellini, a Castelvecchio, quello che potete vedere, mette un pappagallino verde, perché abita nel deserto, nidifica solo là, è purissimo, ha fuggito il peccato, tutte cose che stanno insieme. Il grande traduttore e soprattutto esegeta di Maria è San Geronimo, quindi continua a dire ave, 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 ave. Guardate la bellezza, perché con un colpo di novità, Mantegna non fa mai le cose che fanno gli altri, fa sempre di più. Il suo pappagallo in questo è là, in questo quadro di Ottawa, invece questa volta è rosso con le ali verdi. Quindi è un pappagallo di una specie nuova, rara, che non era dell'India come il pappagallo, ma lo vedremo tra poco, veniva dalle isole polinesiane. Non era un Psittacus, era un Lorius. E adesso vedremo tutto tra breve, se avete la pazienza. Lo stesso lo fanno Mansueti e Montagna, ecco i particolari, che di fronte o da custodia o a testimone, proprio il testimonial di San Gerolamo, è il pappagallo. Lui che si conserva la sua livrea molto vistosa, e invece San Gerolamo che ha dismesso, per quello il nostro Mantegna ha messo il pappagallo rosso, per ricordare che San Gerolamo era cardinale. E lo sapete che, visto che aveva un carattere molto cattivo, molto burbero, Eliseo San Damaso Papa, e lui prese come il cardinale Martini, si ritirò in Oriente, va bene, a pregare e anche a meditare. Allora, nell'araldica sia di Maria, questo Magnifica, vedete, sia di questo avvocato che era il canonico, era l'avvocato Baumgartner, addirittura Dürer mette come emblema, vedete, è qua, piccolino, ve l'ho ingrandito, e c'è il pappagallo. Il pappagallo parla, la funzione degli avvocati è quella di scrivere e di parlare, quindi meglio di così. Il pappagallo verde ci sta benissimo. Allora, nello studiolo di Federico da Montefeltro, che qui vediamo, in un angolo della libreria, ho fatto una fatica a fare queste diapositive, robe che mi ammazzi, ma insomma ci sono riuscito. Ecco, su uno stipite c'è, che aprite il finto stipite e dentro trovate un pappagallo in gabbia, che di solito ha solo la catenella. Perché in gabbia? Perché comincia a diventare il simbolo della retorica, e la retorica è la capacità di parlare ma disciplinata, cioè chiusa in gabbia. Eccolo qua, lo vedete nel particolare, tutto fatto in legno, stupendo. E un altro mistero: le nostre dame veneziane giocano con il pappagallo e sopra che guardano le due tortore, ma non vi dico di più perché non siamo ancora giunti alla verità di questa amicizia o inimicizia in questo quadro misteriosissimo. Mantegna che sa tutto, niente meno che nella palla della vittoria, a Maria e a un principe, Gonzaga, quanto bene, cosa gli mette? I pappagalli che sanno salutare i re e gli imperatori e che sanno soprattutto salutare Maria e Gesù. Allora li vediamo, eccoli qua, qui compare stupendamente, è rarissimo, un cacatoa bianco, il quale, proprio l'altro giorno mi dicono, ma è un pappagallo australiano. Beh, a parte che l'Australia quasi tocca, venivano dalla Polinesia e erano arrivati a Venezia, arrivava di tutto e arrivavano queste rarità. Vedete che qua ce n'è uno di rosso,
e uno di verde, perché ovviamente Mantegna ama moltissimo i pappagalli rossi e lascerà una eredità. Rosso e verde è il sommo dei raggiungimenti il pappagallo di Giovanni Bellini in Santa Corona. Qui ho scritto un libro intero, ma vi dico in 3 parole. È rosso e verde come il sangue di Cristo e la speranza. Dice una sola parola, ave, nidifica, come ci aveva detto Boezio, sulla roccia, è sostenuto dalla roccia, ma soprattutto è il simbolo dell'acqua pura del battesimo che lui cerca di purificare. Quindi è anche l'emblema di San Giovanni Battista, perché San Giovanni Battista con San Gerolamo è vissuto nel deserto, nidifica solo nel deserto e soprattutto è portatore di acqua pura. E ancora, essendo lui un'ave che diventa Eva, per Dürer è il simbolo di Eva. Eccolo qua, nell'Adamo ed Eva celeberrimo, lui di grida ave, ave per dire Eva, Eva, stai commettendo il peccato, ma arriverà ave, ave, colei che salverà il mondo. Ecco Baldwin Green, dove a sorpresa, e faccio ammenda perché ho preso una cantonata del bollettino, perché ho creduto che fosse un altro tipo di pappagallo, che in realtà non è fatto bene, ma con chi ci troviamo? Ci troviamo lo stesso identico pappagallino di Treviso. Il pappagallo cinerino, con la coda rossa e l'occhio bianco. Andiamo avanti, ecco, Dürer adora i pappagalli e li fa anche quando non sono colorati. La famosa Madonna del pappagallo, che è lì perché è lì per dirgli ave, 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 ecco, non altro. E disegna, questo addirittura abbiamo la fortuna di avere il disegno preparatorio adesso c'è poco ancora, eccolo qua. Chi prende l'eredità sommamente del pappagallo rosso di Mantegna è il nostro Vittore Carpaccio, che per le dame lo fa verde, ma dopo continua a farlo rosso. Guardiamo un po'. Eccolo qua, questa specie di bastan che litiga con un coniglio, simbolo di verginità, e un altro rosso invece che fa fuggire la lepre, simbolo della lussuria. Giustissimi, perché siamo all'incontro tra la Vergine Maria e Elisabetta, che sta già aspettando chi? Uno, colui al quale si dice ave, l'altro San Giovanni Battista, che è colui che amministra il battesimo. San Giorgio battezza i Seleniti della scuola grande di San Giorgio di Schiavoni, e qui ringrazio il Paron Grande del San Giorgio e la nostra amata Valentina Piovani, restauratrice, che mi hanno per voi mandate freschissime delle diapositive, perché li stanno praticamente finendo di restaurare, quindi avete proprio un prodotto di primissima mano a vostra portata. Eccolo il pappagallo. Resta un mistero. Che pianta sta mangiando? Di quale pianta si sta nutrendo? Siccome io sono un iconografo zoomorfo, ma poco botanico, un'altra vita forse mi occuperò del significato recondito delle piante. Eccolo qui, da Santo Stefano, ma ora a Berlino, un pappagallo praticamente identico, vedete? Quello di sopra è quello che abbiamo appena visto, quello di sotto li troveremo tutti. Questa magnifica scena, il Sant'Antonio, San Gerolamo, sempre lui, arriva al convento con il suo leone, i frati scappano da tutte le parti, quelli che neanche si muovono sono il pappagallo e la faraona, e in fondo quello che ormai chiamano tutti perché l'ho battezzato io, il pollaio. Eccolo qua, il pappagallo e la faraona, e il pollaio lo vediamo adesso perché ce ne sono due. Quando Sant'Antonio Abate muore e viene spogliato del suo abito, vedete che vicino, aspetta che torniamo indietro un momento, vediamo se sono capace, per farvi vedere il particolare. No, non importa. Qui dove c'era l'asino, vedete che c'è un bel crocchio di animaletti. Sì, eccolo qua. No, basta, va avanti. Eccolo qua. Qui c'è un asino e qui c'è un bel crocchio il pollaio l'ho chiamato. Quindi è il pollaio di Sant'Antonio Abate.
lo vediamo qua, confrontiamolo con il precedente, addirittura c'è una puzzola, c'è il fagiano e c'è sempre il pappagallo rosso imperterrito, lui non ha paura di nessuno, e nella stupenda pala dei due santi e Cristo del Metropolitan di New York, qui le diapositive le ho fatte io, non queste generali, ma mi sono riuscite bene. Vicino a San Giobbe, anche lui un penitente, eccolo là, che cosa c'è? Il pappagallo rosso, eccolo. Ho passato le transenne per provare questa diapositiva e non mi vergogno. Qui è un'apertura, c'è un poema famosissimo che poi ho saputo l'altra sera, ha ripreso il compagno verde, la contessa di Vescu, quella del ritratto di Boldini, in cui un certo momento Margherita d'Austria, che era andata a un viaggio, e insomma il cagnetto gli ha ammazzato il pappagallo. Hanno messo fuori la leggenda che il pappagallo invece si era suicidato per la mancanza della padrona. E questo poemetto, che è appunto intitolato L'amante verde, ebbe un successo strepitoso. Ve lo mostro perché è un disegno questo per Raffaello, fatto dall'immenso Giovanni da Udine, che era quello che gli faceva tutti gli animaletti, va bene? Ecco, ve lo mostro con una novità. E qui c'è una bomba, perché quel furbone di Francesco I Valois di Francia a un certo momento si spoglia di tutto, finge di essere San Giovanni Battista che garantisce il battesimo ai popoli, e che cos'ha che glielo suggerisce? Perfetto, il nostro Lorius verde, e quindi si ricorda e finge mutatis, spoglie mutate, finge di essere il San Giovanni Battista come l'aveva fatto Giovanni Bellini. Guardate che questo è un quadro di collezione privata di Jean Coué, quindi capite l'importanza propagandistica di questo quadro, nel quale il pappagallo non manca. E questa è la mia grande soddisfazione, perché nel 19 un seminario privatissimo sull'architettura di Raffaello, essendo stato portato oltre la stanza della segnatura, nella stanza di Callisto II, vi vedo sul fregio tutti i pappagallini verdi. Qui c'era la segreteria evidentemente di Giulio II, a un certo momento gli astanti eravamo pochi, mi sentono cacciare un urlo, perché vedo il San Giovannino di Raffaello col pappagallo rosso, e va bene, ma un pappagallo verde che io non avevo mai visto. Lo classifico, è un'antica nana aztec proveniente dallo Yucatan e dalla Giamaica. 1517, già un pappagallo di quelli che loro chiamavano Indie, ma erano le Americhe, viene portato, e subito, per dare l'idea dell'ecumenismo, la religione cristiana e il papato lo adottano. Infatti questo articolo l'ho scritto durante il Covid per il bollettino dei Musei Vaticani ed è stato pubblicato con grande soddisfazione generale, perché è politica corretta, anzi più che corretta, è un fatto. Il grande Raffaello con Giovanni da Udine, per quello ve l'ho mostrato, quello di là però non era un pappagallo americano, questo è un pappagallo transoceanico, è un fatto clamoroso. Poco dopo, pochissimi anni dopo, il pappagallo entra già l'ara, gli ara, guardate si dice gli ara, entra tutto il diritto con San Domenico Guzman, perché Domenico Guzman è il primo che crea una linea diretta per l'evangelizzazione delle Indie di Occidente. Eccolo qua, è un quadro stupendo, guardate questo particolare, no? E l'ara, che poi sa anche lui parlare, questo è anche un inganno, perché dicevano non può essere una nuova terra, sarà l'India da quell'altra parte, perché sanno parlare anche quelli, anche se sono diversi. In realtà si vede che è una costituzione dell'animale, parla poco, parla male, però lui arriva con la sua chiassosa livrea e fa man bassa di tutto, perché diventa così un pretesto privo di analogia, di sola, diciamo così, ghiottoneria cromatica, perché l'ara spopola ovviamente su tutto. Eccolo qua,
Adesso vediamo questo, vedete, Aramacao scarlatta, dov'è? Eccolo qua, Aramacao e Arantiga Nana Aztec. Sono, vedete, le fotografie e vedete che non mi sbaglio. Questo poteva essere confuso con l'altro perché è verde, però ha una testa molto più grossa, ha il becco e soprattutto è senza collarino. E quindi là non ci si scappa. Li abbiamo visti Carpaccio, Giovanni Bellini, Mantegna, Van Eyck. Indietro, vediamoli perché non vi racconto storie. Quello rosso che cos'è? Un Trichoglossus rubiginosus che proviene dalla Micronesia. Questo di Giovanni Bellini è un Lorius garrulus, Lorius lori. I più comuni portoghesi li chiamano i lori, i pappagalli. E voi sapete tutti che il pappagallo per eccellenza dei pirati si chiama Loreto, bravissimi. E vuol dire quello, vuol dire pappagallino. Poi c'è un Aramacao, la cacatoa malese, e poi c'è il nostro re dei re. Eccolo qua, Psittacus crameri, che è il parocchetto del collare, dall'India, dall'Africa subtropicale, nord. Ci resta del sacco l'ultima immagine, perché addirittura Hans Baldung Green al Museo di Norimberga fa la cosiddetta Madonna dei Pappagalli. Chi è che le dà, le sussurra all'orecchio e le dà un piccolo bacino, piccolo piccolo, lo conoscete, vero? Sì. È il nostro pappagallo che potremmo chiamare trevigiano. Eccolo qua, è uguale a quello di Baldung Green fatto per la Eva che è agli Uffizi, quindi ricordatevi, se vi capita andatelo a vedere. È il nostro pappagallino, eccolo qua, nessuno ci può dire niente. Psittacus eritacus, però ne ha un altro, non è senza, ha anche quello col collare, cioè lo Psittacus crameri. Se Veronese si ricorda di mettere vicino il bambino più piccolo di Casa Barbara, di Marcantonio Barbaro, proprio il pappagallo, perché due infanti, forfaris, in latino vuol dire parlare, imparano a vicenda le parole, le balbettano, invece, e qui chiudiamo, a sorpresa, Bert Beham e Hans Sebald Beham, i due grandi incisori allievi di Dürer, in una stampina che non è più grande di un francobollo o poco più, in cui tutti voi vedete che c'è le nozze di Cana. Maria si rivolge a Gesù e gli dice: non hanno più vino, e trasforma l'acqua in vino. Una delle pochissime volte in cui Maria parla nel Vangelo. In un'opera d'arte figurativa muta, come faccio io a usare un geroglifico che mi aiuti a far capire che c'è la voce? Il pappagallo. E difatti il pappagallo c'è. Quindi il pappagallo, geroglifico della voce, dice ave e poi cosa fa? Tramuta l'acqua migliore nel migliore altro liquido della salvezza, che è il vino eucaristico. Grazie.